Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina e buona festa della Repubblica. Tragedia sfiorata a Fagnano Olona, un barista di 44 anni è stato aggredito all'interno del suo locale di via Marconi. Un uomo gli ha gettato addosso liquido infiammabile per poi dargli fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore verso mezzogiorno sarebbe entrato nel bar e avrebbe ricevuto un diniego per poi ripresentarsi dopo un'ora con alcol e accendino. Immediati i soccorsi, il 44enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano e non è in pericolo di vita. E apriamo ora la pagina dedicata alle celebrazioni per il 2 giugno che a Sommalombardo sono state particolarmente toccanti nel ricordo di Daria Oniscu, la studentessa del CFP Ticino Malpensa, morta giovedì scorso per un malore. Oggi, insieme ad altri 100 neodiciottenni, avrebbe ricevuto una copia della Costituzione e il tricolore. Paola Grimaldi. Questa mattina nel cortile di Palazzo Viani Visconti di Sommalombardo, in occasione della festa del 2 giugno, si è tenuta la cerimonia del battesimo civico. Alla consegna della Costituzione italiana e del tricolore ai 100 neodiciottenni della città dei Tre Leoni avrebbe dovuto partecipare anche Daria Oniscu, la giovane deceduta il 28 maggio per un malore. Al suo posto sono stati i genitori Melania e Ovidio a ritirare il dono che il primo cittadino Stefano Bellari ha consegnato loro. Per ricordare Daria, un mazzo di fiori bianchi e rosa occupavano la sedia dove si sarebbe dovuta sedere la ragazza. E la festa della Repubblica è stata celebrata anche a Varese con i momenti istituzionali e la consegna delle onorificenze al merito per 16 cittadini della provincia. Prima il raduno in piazza San Vittore con la deposizione di una corona di fiori all'Arcomera, poi il corteo fino ai Giardini Estensi con la cerimonia dell'alzabandiera e infine l'ultima tappa nella sede dell'Insubria per la consegna delle onorificenze. Anche a Varese sono andate in scena le celebrazioni della festa della Repubblica, con l'intervento del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il professor Giulio Facchetti, ordinario di grottologia e linguistica all'Università dell'Insubria, ha proposto infine una riflessione sul tema Repubblica e democrazia. Come sempre, nella festa del 2 giugno sono state consegnate le onorificenze al merito, 16 in tutto i premiati, 14 cavalieri, un ufficiale e un cavaliere di Gran Croce. Sempre più passeggeri all'aeroporto di Malpensa. I numeri riferiti al mese di aprile certificano un'impennata rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Malpensa vola a velocità record, i dati di aprile certificano un'impennata dei passeggeri, eccellenti i numeri pubblicati da AS Aeroporti, l'associazione italiana gestori aeroportuali. Con più di 2.667.000 viaggiatori, lo scalo della Brughiera ha fatto registrare il 13,4% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, durante il quale ne aveva accolti poco più di 2.353.000. Sui voli nazionali hanno volato 381.000 passeggeri rispetto all'aprile dell'anno scorso, la crescita è dell'8%. I viaggiatori che invece hanno scelto di volare all'estero sono stati 2.273.000, il 14,4% in più dello stesso mese del 2024 e l'85% del totale. A questi ritmi la previsione è che il 2025 si chiuda superando i 30 milioni di passeggeri potrebbe avverarsi. E ci spostiamo ora a Busto Arsizio, dove si torna a parlare di sicurezza in città. Con Luigi Crespi siamo andati a vedere la situazione alla stazione delle Nord. Un mese fa la proposta di creare una task force in aiuto delle donne che frequentano la stazione delle Ferrovie Nord di Busto Arsizio si è arenata in una serie di distinguo. L'iniziativa lanciata sui social aveva ottenuto un successo al di là delle più rose aspettative, con centinaia di commenti positivi e 20 volontari che in meno di 24 ore si erano messi a disposizione. Una tale accoglienza era stata motivata anche dall'emozione per i fatti del 14 aprile, quando una ragazzina di 14 anni era stata violentata da uno straniero in un edificio diroccato di via Vercelli, a 2 passi dalla stazione ferroviaria. Dai primi di maggio, però, la politica ha cominciato a frenare. Ma come oggi la situazione alla stazione ferroviaria di via Vincenzo Monti? Domenica siamo andati a vedere. Diciamocelo, la stazione delle Nord non è un posto piacevole, ma da questo a parlare di emergenza sicurezza ce ne passa. E ora il meteo. Dopo l'esplosione di caldo della scorsa settimana, ecco le nuvole e i temporali. Il punto sulla situazione dei prossimi giorni nel servizio di Luca Spriano.
Nuvole e temporali. Dopo l'esplosione di caldo degli ultimi giorni, sul Varesotto scende la pioggia, lo certificano queste ore e le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, che già per la serata di oggi preannunciano rovesci e temporali anche intensi. Situazione analoga per domani. Il sole per la verità non mancherà in alcuni momenti della giornata, ma sulle prealpi è prevista ancora nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali dal pomeriggio in serata. Mercoledì le precipitazioni proseguiranno sempre a partire dal pomeriggio, dopo una mattinata abbastanza soleggiata e afosa. Adesso qualche anticipazione sui temi che potrete trovare domani sulla Prealpina, come sempre in edicola e anche in edizione digitale. Linea al collega Paolo Grosso. Grazie Fabio. Ecco, sulla Prealpina di domani tutte le foto e i nomi dei premiati a Varese in occasione della festa del 2 giugno. La cerimonia si è svolta questa mattina ai Giardini Estensi e poi c'è stato il concerto oggi pomeriggio all'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Sulle pagine di economia vediamo come l'intelligenza artificiale aiuti le aziende a trovare nuovo personale e all'interno del giornale trovate anche le rubriche Oltre confine e Progettare casa. Per la cronaca torniamo sulla rissa in spiaggia a Porto Ceresio. Il sindaco è esasperato, non ne possiamo più, ha detto. In un mondo che sembra sempre più in guerra, i segnali di pace arrivano dalla comunità pastorale di Lonate e Ferno, che ospita 12 bambini da Betlemme. Infine un'inchiesta su Legnano, che è sempre di più una città di single. Bene, per questa sera è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani e a voi tutti l'augurio di una buona serata e ancora buon 2 giugno.